Mercoledì 27 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in questo caso sul Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La notizia in primo piano riguarda il Veneto e di conseguenza anche la provincia di Belluno. Sospesi nel super bonus, cantieri bloccati per 17.000 famiglie venete e il governo ha appena varato una nuova stretta. 600 milioni di lavori a rischio in regione a causa della mancata proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. 17.000 famiglie con i cantieri bloccati, 600 milioni di lavori a rischio è la situazione creatasi in Veneto a causa della mancata proroga del super bonus. Si stima una spesa di 35.000 euro in media a famiglia per finire le opere. E proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che fissa nuovi limiti al superbonus. L'approfondimento lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro in provincia di Belluno, l'iniziativa di Luxottica parte la settimana corta. 1.000 operai di Luxottica hanno chiesto i venerdì liberi. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 25. La foto di copertina ci porta nel capoluogo: negozi, uffici e abitazioni in piazza Martiri e via Sottocastello senza metano per 7 ore. Belluno, scavi per la fibra rompono un tubo del gas. In questo scatto vediamo i vigili del fuoco e il personale di Italgas al lavoro in via Sottocastello per riparare il tubo lesionato. L'approfondimento di Alessia Forzina, pagina 21. Oggi assemblea bis, gestione rifiuti, i sindaci Valpe fanno saltare l'affidamento, notizia che troveremo a pagina 17. Un aggiornamento invece al caso di meningite che ha interessato una ragazza di Feltre. La ragazza migliora, visite per 150 ragazzi e ragazze, migliora la 18enne feltrina ricoverata in rianimazione a Belluno a causa di una infezione da meningicocco. L'approfondimento a pagina 23. Un richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi ci porta anche a Cortina verso i Giochi Olimpici 2026. Olimpia sotto esame idrogeologico. Il Parlamento ha emanato il decreto Olimpiadi imponendo l'adozione di un piano di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico per le piste realizzate su colate detritiche o esposte a frane. È il caso dell'Olimpia delle Tofane a Cortina. Ci saranno 30 giorni per provvedere. La Regione Veneto si è già attivata. Oggi in agenda una prima riunione con l'autorità di bacino delle Alpi orientali. L'approfondimento di Dalmas a pagina 29. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, una notizia che riguarda il Veneto e anche noi bellunesi. Limbo super bonus, a sorpresa il governo vara la stretta finale, addio allo sconto in fattura, opere non finite e ditte che chiudono, a rischio lavori per 600 milioni di euro. Il super bonus, la situazione in Veneto, cantieri al 31 gennaio 2024 che devono ancora essere realizzati sono 3.436 su un totale di 58.266 asseverazioni. Lavori non partiti o non terminati, almeno 17.000 famiglie coinvolte, oltre 600 milioni di euro a rischio, 35.000 euro a famiglia in più. 780 le aziende dell'edilizia nate in Veneto dopo l'entrata in vigore della misura il 30 settembre 2020 e chiuse a fine settembre 2023. Di queste 14 in provincia di Belluno, 43 in provincia di Rovigo, 115 in provincia di Vicenza, 119 in provincia di Treviso, 131 in provincia di Venezia, 202 in provincia di Verona e 156 in provincia di Padova. E a proposito di superbonus, truffata sui crediti d'imposta, spero che lo Stato non si rivalga, ho finito i lavori a mie spese. Carla Trevisani è rimasta coinvolta nel caso Casa Zero, al centro di un'inchiesta per truffa, generati bonus fittizi a mio nome e poi venduti, spariti 78.000 euro dal cassetto fiscale. Ho dovuto chiedere un aiuto a mio padre e ora siamo in balia dell'incertezza. Gli approfondimenti vi aspettano a pagina 2 e a pagina 3. Ma continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 17. La partita del gestore unico, gestione dei rifiuti, salta l'affidamento, oggi l'ultimo tentativo per evitare la gara. All'assemblea di ieri, assenti quasi tutti i soci di Valpe, i voti non sono bastati, in serata l'idea di riconvocare i sindaci. Grones, sindaco del comune di Livinallongo del Col di Lana, troviamo dei correttivi, non possono decidere in tre. Il nodo del peso della holding, i sindaci di Valpe vogliono contare di più, chieste e garanzie sulla raccolta per il timore di perdere il porta a porta.
E adesso invece una bella notizia che riguarda la provincia di Belluno. Per quanto riguarda l'economia, il report del 2023, export, il Veneto arranca, Belluno vola. L'occhialeria traina l'economia bellunese. Mentre i dati regionali segnalano una flessione di meno 0,3%, in provincia il dato è positivo con un più 6,6%. Bene i macchinari industriali. Il settore principe in calo negli Stati Uniti, diminuiscono le importazioni cinesi. Le esportazioni venete hanno chiuso il 2023 all'insegna della stazionarietà a meno 0,3%, ma la provincia di Belluno, grazie soprattutto all'occhialeria, va controcorrente e guadagna significativamente. L'export bellunese, infatti, crescendo ulteriormente nel 2023, ha infranto il muro dei 5 miliardi, quasi 5,3 per l'esattezza, annuncia Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio. Va a gonfie vele, più 6,6% sul 2022, grazie alla buona performance dell'occhialeria, più 8,6%, tranne che negli Stati Uniti. Notevole anche la tenuta delle esportazioni dei macchinari industriali, più 7,3%, una variazione che trova conferma nella maggior parte dei mercati esteri. Questi numeri della provincia di Belluno: 5,3 nell'anno 2023 le esportazioni della provincia di Belluno hanno sfiorato i 5,3 miliardi di euro, più 6,6% rispetto al 2022 le esportazioni della provincia di Belluno, più 1,5% al netto dell'occhialeria, l'export bellunese che è cresciuto appunto dell'1,5%, risultato al quale hanno contribuito in particolare le vendite di macchinari. E ancora a determinare il risultato positivo dell'export bellunese è l'occhialeria, da cui proviene oltre il 74% del movimento complessivo. In flessione le esportazioni degli Stati Uniti, primo mercato per il comparto con quasi, ovviamente parliamo del settore dell'occhialeria, con quasi 1,2 miliardi di export realizzato, che sconta una flessione pari a meno 70 milioni di euro. C'è la flessione a stelle e strisce, Anfao via alla promozione. La presidente del settore Berton soddisfatta, Giacomelli al top in meccanica e automazione. E a pagina 19 si parla di turismo. Pasqua, il meteo farà la differenza, la metà dei letti è ancora disponibile. De Cassan, presidente di Federalberghi, e Gregoletto di Anef sono fiduciosi. Menardi Di Mai, a Cortina lavoreremo comunque. Perest, presidente di FIP, è soddisfatto, una stagione al top per i nostri ristoranti. Altra bella notizia quindi che interessa il territorio della provincia di Belluno. Passiamo invece a pagina 20, medici ospedalieri in prestito per il 2024, budget di 1,8 milioni di euro. In arrivo rinforzi da Padova, Trento, Genova e Napoli, così garantiremo i servizi ai cittadini. Coldiretti, gli agricoltori riavviano l'attività sui campi, temute le gelate tardive. Continuiamo con pagina 21, la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi ci porta nel capoluogo, in Piazza dei Martiri. Scavano per la fibra e spaccano un tubo, 7 ore senza metano. Un forte odore di gas ha invaso abitazioni, negozi e uffici. Italgas e i vigili del fuoco al lavoro per ripristinare il servizio, come si può vedere da questi scatti pubblicati sul Corriere delle Alpi. E a proposito di lavori nel capoluogo, Veneggia, ponte chiuso fino al 30 aprile, la pioggia ha ritardato i lavori. Siamo a pagina 22, Consiglio provinciale, un debutto con i punti più caldi del programma. Il centrosinistra spiega la sua posizione, i civici e il centrodestra non chiudono a una revisione. Padrin vorrebbe distribuire le deleghe in fretta, ma sarà più dura del passato. Siamo a pagina 23, notizia che riguarda la ragazza colpita da meningite, migliora, si presentano in 150 al controllo medico, restano sorvegliati i contatti stretti scolastici e familiari, termina la sorveglianza sanitaria legata alla festa in discoteca. Al distretto di prevenzione, studenti rassicurati dopo i colloqui negli ambulatori. Il sindaco di Primiero: è stata una fortuna che attraverso la scuola siano stati individuati subito i contatti più stretti. Ancora da Feltre, trasporto scolastico senza aumenti, partite le iscrizioni, il rincaro degli abbonamenti Dolomiti Bus non tocca il servizio. Una volta raccolte le adesioni verranno definite le tratte. Urbanistica, sistema territoriale, incarico per procedere con la digitalizzazione. Pedavena, nuovo mandato per Elvio Cecchet alla Proloco. E ancora dal Feltrino Lamon, serata al centro Amo sul cammino retico. L'appuntamento è per questa sera alle 20 appunto al centro Amo in via Ferd. Sempre dal Feltrino Sovramonte, l'ambulatorio va all'ex distretto, sarà dotato anche di ecografo. Comune e azienda sanitaria hanno raggiunto un accordo per ripristinare la sede. Il sindaco della Torre: con lo strumento diagnostico eviteremo il ricorso all'ospedale. Fonzaso, più sicurezza contro gli allagamenti, parte il piano per via Molini ad Arten. Santa Giustina, minoranza l'attacco sulla pista ciclabile andava fatta a nord.
Siamo in Valbelluna, a pagina 26, Sospirolo, strada provinciale 12 a 30 orari fino a martedì, poi 2 mesi di totale chiusura. In zona Ponte Mas verrà allargata la carreggiata e si farà anche un marciapiede. Percorso alternativo consigliato è la via delle Masiere a incrociare poi la strada regionale 203. Notizia di spalle, la Proloco conferma Cecconet presidente e quindi altra notizia riferita al mondo delle Proloco in provincia di Belluno. Siamo a Borgo Valbelluna, donato al comune un antico manoscritto di Antonio Cesana, risale al 1500 e il professor Paolo Conte a sua volta lo ebbe in regalo alcuni anni fa. Sedico investita sulle strisce pedonali, 28enne in ospedale in gravi condizioni. È stata ricoverata in prognosi riservata una bellunese di 28 anni. L'incidente è avvenuto lungo la statale 50 che a Bribano diventa via Feltre poco prima delle 18:30. A investire la ragazza una Mercedes classe GLA. Il conducente sicuramente non si è avveduto dell'attraversamento della strada. Fatto sta che la malcapitata è stata caricata violentemente, riportando un politrauma. Passiamo a pagina 27, al pago i servizi legati al mondo del lavoro a casa di 1.600 ditte e 5.700 persone. Operativo il nuovo ufficio decentrato del Centro per l'Impiego, è il primo a offrire tutte le prestazioni come nel capoluogo. Ponte nelle Alpi, Demenec torna in pista puntando su esperienza, competenza e disponibilità. Tutto questo per le prossime elezioni in programma appunto nel comune pontalpino nel mese di giugno. Da Longarone domani Vajont, giornata di riflessione con la Femca CISL, l'appuntamento è alle 8:45 con il Consiglio Generale allargato all'RSU e ai figli dei delegati che è stato fissato al Centro Culturale Parri di Longarone. E adesso la notizia che ci porta ad Agordo, Mondo Luxottica, via la settimana corta, in 1000 chiedono i venerdì liberi. La sperimentazione in fabbrica da aprile a dicembre, l'azienda accoglierà almeno 600 domande. L'articolo è a firma di Paola Dallanese. Conto alla rovescia per l'avvio della sperimentazione della settimana corta negli stabilimenti italiani di Essilor Luxottica. Ad oggi sono 1 migliaio i dipendenti che hanno chiesto di poter aderire al piano su 600 posti inizialmente disponibili. I nuovi orari saranno applicati subito dopo Pasqua e sino al 31 dicembre, quando l'azienda tirerà le somme della nuova organizzazione con l'auspicio condiviso che dal 2025 possa diventare definitiva. Nei mesi scorsi i dipendenti del gruppo hanno sottoscritto la preadesione al progetto dopo aver partecipato alle assemblee sindacali in cui i delegati hanno spiegato meccanismi e opportunità, e in questi giorni sta arrivando ai lavoratori tramite i canali aziendali il nuovo contratto da firmare per avviare la sperimentazione. Rimaniamo in Agordino Canale, fallito attentato di Canale, confermate le condanne. Un clan dell''ndrangheta voleva uccidere un ex affiliato con bazooka, bombe e pistole. Il bersaglio si salvò per un cambio di programma. Vallada, Lucchetta si è dimesso da assessore dell'Unione Montana e ancora Val di Zoldo, cantieri per i ponti pronti a ripartire. Siamo a Cortina, verso Milano 2026, Molino Cortina, sia il decreto Olimpiadi, ma c'è un intoppo, va verificata la praticabilità dell'Olimpia. Un emendamento impone la ricognizione idrogeologica sulle piste realizzate su colate detritiche o in zone soggette a frane. Il problema fu sollevato in occasione dello stop all'attività del fondo nella zona di Fiames. E sempre da Cortina, piazza ex mercato ed ex panificio, tutto transennato per fare cosa? Interrogazione delle opposizioni al sindaco. Siamo ad Auronzo con pagina 30, un errore fatto in buona fede, questa sentenza ci amareggia. Il gruppo di maggioranza valuta il ricorso contro la condanna a risarcimento. Quei soldi dati al consorzio ci hanno aiutato a portare più turisti in paese. Ancora da Cortina, notizia di spalle, ambulanti preoccupati, finché è possibile lasciateci in stazione, il mercato sarà spostato a Pian da Lago. Ancora da Auronzo, Trecime, i biglietti varranno solo 12 ore. Il comune vara aggiustamenti per evitare di trovarsi parcheggi pieni già di prima mattina. Bombassei, la fascia 19-24 resta gratis come da tanti anni. La strage di Santo Stefano, Angelica portata a Verona per iniziare le cure in un centro psichiatrico. Sarà una struttura psichiatrica veronese ad occuparsi di Angelica Hutter, la 33enne tedesca accusata di triplice omicidio stradale a Santo Stefano. È la strage automobilistica nella quale sono morti Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin l'estate scorsa appunto nel comune di Santo Stefano di Cadore. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, pagina 31 del Corriere delle Alpi, la Biennale di Venezia, i ponti di Buttafuoco, aperture e libertà, musica, danza e teatro sfidano i confini. L'esordio del presidente alla presentazione dei programmi, citazioni da Battiato a Florensky, i legami con Cicutto.
E dalla rubrica Giorno e Notte, no, non c'è proprio la rubrica Giorno e Notte, passiamo quindi allo sport bellunese, hockey, Alps League, bella notizia, gara 4 di semifinale, è un pazzo Cortina con una prova di forza, vince a Salisburgo e pareggia la serie. Toffoli, Adami e 2 volte Doherty stendono gli austriaci, quarto successo in trasferta, domani si torna all'Olimpico, 1-4 il risultato finale. Notizia di spalle, curling, Dolomiti scudetto over 50 e il mixed doubles vince il bronzo della Serie B. Ancora sport, motociclismo, dal Zotto, nuova vita sportiva in Italia, è una crescita per la mia carriera. La Feltrina lascia l'Inghilterra e correrà con Moto X Racing sia l'Europeo femminile che il campionato italiano. Calcio di prima categoria, oggi recupero alle 20:30 Longarone, Fiori Barpa arriva al Fontane, Rumor, il gruppo è unito. Calcio a 5 Serie D, Gemelle in campo alle 21, a Limana c'è il Meolo. Per quanto riguarda il nuoto, il meeting giovanile alla piscina di Lambioi, esordienti, pioggia di medaglie, bis di successi per Mattia Colla. Vincono anche Rachele Reato, Mattia Donà, Dora Bortoluzzi e Teresa Zammatteo, molti podi conquistati dai giovani di Onda Blu, sportivamente Belluno e Agordino. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tra la notte e il mattino nuvolosità in aumento fino a cielo ancora coperto, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.